Oggi siamo a Valdobbiadene alla scuola di ristorazione DF per la consegna delle borse di studio agli allievi meritevoli che si sono distinti durante il triennio di formazione. Andiamo a scoprire meglio cosa si sta cucinando oggi qui. Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi, una scuola che è un modello e un patrimonio per il territorio, che forma professionisti che saranno sempre più necessari in un territorio in cui la vocazione turistica e dell'accoglienza sarà sempre più un fattore. Io credo che questa scuola, voluta anche da noi, dalla Regione e da tutto anche il Comune di Valdobbiadene, sia un grande valore per questo territorio. Perché i ragazzi dopo 4 anni sono molto preparati per fare i servizi che molto necessitano in tutto quello che riguarda la ristorazione locale, ma non solo. E quindi oggi è il 5º anno che consegniamo le borse di studio, questo stimolo a questi studenti dell'impegno che devono metterci, perché poi avranno sicuramente un lavoro già assegnato e questo oggi non è una cosa scontata. Quindi siamo orgogliosi di aver dato vita a questa scuola, a confermare con questi premi che diamo ai ragazzi, e per il futuro penso che sarà sempre più importante questo tipo di preparazione e questo tipo di scuola. Oggi questa si può anche definire non solo una migliore del territorio, ma a livello nazionale una delle migliori scuole professionali per la ristorazione. Paolo Andreolli, direttore della scuola DF, bello che oggi vengano premiati non solo i picchi di rendimento, ma proprio il percorso e la crescita nell'arco del triennio formativo. Per noi questa è la meritocrazia, cioè permettere e valorizzare tutti i ragazzi. Non sono tutti uguali, ma tutti hanno una possibilità di un percorso che sia proficuo, utile e bello. Quindi oggi siamo qui proprio a premiare, a dare un invito a tutti quanti, perché il premio, diciamo, un invito a tutti quanti in questa strada. Chi magari ha qualche difficoltà le può superare, chi viaggia e ha già molte capacità che è stimolato ad andare ancora oltre. Allora Cumba, abbiamo visto sorrisi ma anche lacrime, che emozione è stata oggi? Allora, in primis mi è venuta proprio le lacrime di gioia, perché un po' me lo aspettavo, però alla fine sono sacrifici che anch'io mi sono resa conto di aver fatto, ore di scuola extra per tutte queste cose, anche l'impegno in azienda, la disponibilità e il comportamento, sia l'impegno sia nelle materie teoriche che pratiche, e poi il sorriso perché ero anche felice di aver vinto sta borsa di studio. E ringrazio molto la famiglia Polegato per averla dato a me, per avermi dato questa opportunità, e anche ai professori che anche loro ci hanno messo l'impegno ad insegnarmi anche l'azienda e tutto il resto, perché comunque la formazione è composta da tutto questo. Bene, grazie e in bocca al lupo per il futuro.